quello che si fa quando si ascolta la storia di un amico che sta male, che ha bisogno di aiuto, non è così differente, anche se quell'amico è in un carcere di massima sicurezza del Cairo, Tora 2, da 9 anni. Cioè, l'interrogativo è: cosa posso fare per lui, dal firmare appelli, dal sostenere le associazioni per la difesa dei diritti umani, da Amnesty International alle associazioni egiziane che sono in pericolo ogni giorno, dal far sentire la propria voce. L'abbiamo visto in questa terra, l'abbiamo visto per quello che è successo a Giulio Regeni, cioè quanto il sentimento, non solo il gesto, l'atto di alcuni di noi, ma il sentimento abbia avuto così rilevanza perché il nostro governo e le nostre istituzioni potessero e volessero soprattutto, si sentissero in dovere di fare qualcosa. La stessa cosa Alaa è in Egitto assieme ad altri 60.000 come Alaa, che quindi rappresenta la parte per il tutto, 1 su 60.000, ma non bisogna essere, come dire, sopraffatti da questi numeri, ma pensare che ognuno di loro è una vita, è un compagno, è un amico, è uno che ha diritto ai diritti, alla felicità, a una vita come ciascuno di noi. Secondo me, se lo rinchiudiamo, come dire, nella nostra stanza, come un compagno dell'università o un fratello o un cugino, troviamo la forza di fare qualcosa per tutti gli Alaa del mondo.